Adesso parliamo di quello che è lo studio che abbiamo condotto con Asilea. Io chiedo scusa, di solito non leggo, però siccome le cose sono abbastanza complesse, preferisco seguire una traccia che mi sono segnato. Chiedo gentilmente a Giorgio, il nostro tecnico informatico, di provvedere lui a girare con quella chiavetta micidiale che avevo visto che non andava avanti per niente. Innanzitutto devo ringraziare Asilea. Lo studio che ora esporrò è dall'altra parte della barricata, cioè le società di leasing. Ora non mi ricordo, Tibuzzi, se lei si ricorda quante sono le società che hanno partecipato. Quante? 25 società di leasing. Scusi? Il 70% dell'outstanding, quindi è un dato abbastanza significativo, direi. Noi abbiamo voluto analizzare come lavorano le società di leasing e ci abbiamo aggiunto quelli che possiamo dire le nostre analisi. Quindi chiedo scusa se in maniera spudorata mi metto a leggere. Premessa: nei 25 anni di attività al servizio di società di leasing ho avuto modo di constatare quanto le impostazioni gestionali possono differire le une dalle altre. Le diversità sono veramente notevoli, sono riscontrabili praticamente in tutti gli aspetti del recupero crediti. Le rilevazioni statistiche, la loro elaborazione ed analisi sono alla base del calcolo delle performance e pertanto influiscono sul giudizio valutativo da parte degli organi competenti. Le analisi viziate da impostazioni non corrette possono portare a delle elaborazioni non corrispondenti alla realtà, sia che si operi o meno con società di recupero crediti, perché non dimentichiamo che non tutti lavorano con le società di recupero crediti, però non di meno le analisi sono importanti anche per quanto riguarda gli aspetti interni, per chi lavora solamente in sourcing. Chi ha la responsabilità del servizio recupero crediti ha necessità di lavorare su dati reali al fine di poter prendere le decisioni più idonee all'interesse della propria azienda. Questo studio si ripromette di evidenziare gli eventuali vizi di impostazioni riscontrati nelle elaborazioni statistiche. Quando ho proposto ad Asilea di realizzare questa indagine ho subito riscontrato un positivo interesse all'iniziativa, la quale si è poi allargata ad Unirec, che ha accettato di operare in sinergia. Quindi un ringraziamento ad Asilea e ad Unirec. I dati sono stati acquisiti tramite un questionario da compilare sul sito di Asilea, tramite interviste effettuate direttamente presso varie società di leasing. Credo nelle varie committenti che vedo qui presenti che siano al corrente di questo format che è arrivato con la richiesta di compilazione. La compilazione, che era anonima, è arrivata direttamente in Asilea, qualcun altro ha avuto il dispiacere di vedermi direttamente presso la loro sede e sono andato a interrogarli, ma questo mi è servito per approfondire alcuni aspetti che ritenevo importanti. Allora, alcune di queste analisi sono anche di carattere, non dico di curiosità, ma comunque sono un'indicazione che potrebbe essere utile. Outsourcing o insourcing? In altre parole, chi effettua il rilevamento dei dati e chi fa le relative elaborazioni. La logica vorrebbe che tale attività fosse appannaggio delle società di leasing, in quanto, uno, i dati devono essere estrapolati ed elaborati da un database super partes, al fine di garantire oggettività sia alla sorgente dei dati sia sul loro trattamento. 2. I dati devono essere trattati con modalità uniformi, il che sarebbe difficile se l'attività venisse demandata a più soggetti. Non so se sono stato chiaro, ma secondo me è evidente che se una società di leasing lavora con 5 società di recupero credito o 8 società di recupero credito e chiede a loro di elaborare i dati, ognuno li elaborerà secondo i metodi di casa propria. Quindi non c'è la garanzia che i dati finali siano omogenei, perché non c'è omogeneità di trattamento e di elaborazione ed estrapolazione. Quindi devono stare a quello che arriva. È più logico che questa analisi venga fatta in sourcing. Il problema è che non tutte le società di leasing possono farlo. Questo è il problema reale. A qualcuno potrà sembrare strano questo, però in effetti esistono società di leasing in cui il problema è il settore informatico, che è scarsamente malleabile, scarsamente disponibile a dare quel supporto che è necessario anche per queste attività qui. Io ora onestamente non me lo ricordo a memoria, ma
Più di una volta mi sono sentito dire nella società di leasing, per cortesia mandatemi le analisi, fatele voi perché noi non possiamo. Può sembrare assurdo, ma è così. E perché non potevano? Perché non avevano, non è che non hanno il gestionale, non è che non hanno l'informatica, il tecnico informatico o tutto l'ufficio informatico, non c'è nessuno che li metta a disposizione. O per ottenere qualcosa ci impiegano una vita. Non chiedo che le società alzino la mano, però qualcuno si sentirà, credo, coinvolto in questo discorso. Quello che vedete, scusate, è l'analisi, cioè insourcing 76%, outsourcing 16% e parte in outsourcing l'8%. Quindi come vedete quello che dico io non è proprio una fregnaccia, nel senso che 16% outsourcing vuol dire che un 16% di società non sono dotate internamente di metodologie per elaborare queste analisi. Lascio a voi le deduzioni. Un altro aspetto è l'estrazione ed elaborazione dei dati può avvenire su specifica richiesta di un organo aziendale oppure può essere predisposta una periodica elaborazione automatica. Abbiamo voluto approfondire alcuni aspetti relativamente a questo punto. 1. Se l'elaborazione delle statistiche non è automatica, chi le richiede normalmente? Qui era possibile dare delle risposte multiple, per questo il totale non è 100%. Vedete che c'è una predominanza importantissima dell'ufficio precontenzioso-contenzioso, ma c'è anche l'audit, l'EDP, oppure la direzione generale, il risk management. Le cifre esatte, credo che la dottoressa Tibuzzi anche abbia i numeri giusti, giusto? Eventualmente possono essere messi a disposizione. Se l'elaborazione delle statistiche è automatica, chi le genera normalmente? Il gestionale o un software extragestionale? E come vedete è quasi al 100%, cioè oltre l'80%, il gestionale interno. Se l'elaborazione delle statistiche è effettuata in outsourcing, a chi viene generalmente commissionato? Allora, qui abbiamo avuto un numero di risposte veramente esiguo. Si può dire che la maggioranza delle società che ricorrono all'outsourcing lo effettua tramite le aziende di recupero credito. Potevano esserci altre risposte, tipo, non so, l'EDP o altri soggetti, ma si affidano alle società di recupero credito. Prima di entrare nel vivo, cioè nei dati più interessanti, la periodicità di elaborazione. La periodicità di elaborazione serve a comprendere il livello di attenzione posto all'attività del recupero crediti. Le interviste effettuate hanno rilevato che l'80% delle aziende rispondenti elaborano i dati ogni mese, cioè mensilmente. Una sola società elabora i dati ogni 6 mesi e un'altra invece li elabora ogni 15 giorni, cioè andiamo da una parte all'altra. Parametri di valutazione. I livelli di efficienza dell'attività di recupero credito, qui secondo me entriamo nel vivo, cioè nei dati più interessanti. I livelli di efficienza dell'attività di recupero credito prendono normalmente in considerazione i seguenti parametri. Positività, qui mi rifaccio a quello che era l'analisi fatta dal dottor Amprino, e lui la vedeva dal punto di vista delle aziende di recupero credito, qua vediamo la parte del leasing. La positività calcolata sul numero di pratiche con evidenza dei valori assoluti e percentuali, cioè nell'analisi, nel report, nell'elaborato viene messo sia il numero assoluto che la percentuale, l'incidenza. Questo parametro permette di avere una pluralità di informazioni, quali il quantitativo di pratiche in lavorazione, cioè quelle che sono affidate, l'efficienza valutata in numero percentuale utile per eventuali classifiche tra le varie società di recupero crediti e determinazione del tasso di negatività. In altre parole, diciamo una cosa, che il numero, cioè il numero delle pratiche lavorate positive è un numero onestamente molto relativo, poco interessante, è un indice
è un indice, però non dice veramente qual è la capacità operativa della società di recupero credito, non ha una corretta valutazione. Inoltre questo è un dato che può essere influenzato da vari fattori. Ad esempio, prendiamo un episodio che è realmente accaduto, di un cliente con 50 contratti, un unico cliente, 50 contratti. Dopo varie trattative le pratiche furono rese negative, le relative performance mensili ovviamente precipitarono, anche se in effetti il cliente era uno solo. Questa è la lacuna di questa metodologia. Un esame non attento delle performance avrebbe portato a valutazioni erronee. Per quanto riguarda, non faccio commenti, ma vedete pratiche positive, negative, eccetera, quali sono i report. Recupero beni. Nel computo della positività numerica merita un approfondimento il recupero dei beni. Sotto un profilo il recupero dei beni è un'attività che comunque porta un beneficio alla società di leasing, anche se l'obiettivo è il recupero del credito. E questo obiettivo, ovviamente, facendo il recupero del bene, non è stato propriamente raggiunto, però abbiamo portato a casa un valore, un bene che ha un suo valore. Qui ci sono varie correnti di pensiero e ci sono varie impostazioni e valutazioni. Va detto comunque che se anche il recupero del bene venisse considerato positivo, nella successiva analisi relativa alle somme incassate su quelle affidate, il famoso rapporto, ci sarebbe comunque un esito negativo, in quanto la performance subisce comunque una negatività perché rimane il valore affidato contro un valore recuperato pari a 0 e quindi questo comunque abbassa la performance. Da un altro punto di vista, se noi invece lo andiamo a considerare positivo almeno diciamo come numero di pratiche, abbiamo un correttivo da un punto di vista positivo, da un punto di vista negativo. Però mi corregge il valore in qualche maniera. È un caso effettivamente particolare, sotto un punto di vista della repossession, questo ve l'ho già detto, una particolare considerazione della tipologia dei beni, tanto da considerare positive le performance, i beni recuperati sono di un certo tipo rispetto ad altri. La nostra ricerca ha cercato di verificare quanto questo tipo di analisi sia diffusa tra le società di leasing. E qui, come vedete, il recupero del bene positivo o negativo, nessuna risposta al 24%. Questo è un dato che non so giudicare onestamente. Sempre positivo il 36%, negativo il 16%, non sono computate il 24%. Quindi nel 24% cosa vuol dire? Che in caso di recupero del bene viene eliminato, tolto dal computo. Anche questa è un'impostazione. Come va a influire? Bisogna vedere qual è la considerazione che dà la società di leasing al recupero del bene. Facciamo l'ipotesi di un leasing operativo strumentale dove il recupero del bene è un fatto realmente negativo, perché se voi andate a recuperare un fotocopiatore, un computer, uno strumento che comunque è un bene che non ha alcun valore, il recupero del bene è realmente un fattore negativo. Allora ci sta tutto di metterlo come negativo. Allora ha un suo senso, ma se noi andiamo a recuperare, ora una volta a recuperare gli immobili era una cosa interessante, ora come ora forse peggio dello strumentale, però anche una barca una volta era un bel recupero. Adesso non so cosa sia un bel recupero in realtà, in effetti, a ben pensarci alla luce della crisi, però diciamo ci sono ancora dei beni, prendiamo qualche auto, ovviamente non la Fiat Duna, chi se la ricorda, ma una Ferrari la si porta a casa sempre volentieri, perché perlomeno i soldi ritornano a casa, si spera, sempre che sia in condizioni decenti. Messa a disposizione. Qui c'è stata una grossa discussione tra me e mio figlio, differenza tra messa a disposizione e recupero beni. Abbiamo due modi di vedere leggermente diversi, però la messa a disposizione in realtà che cos'è? È un atto formale ma non effettivo. Cos'è la messa a disposizione? È un pezzo di carta controfirmato dal debitore che dice vabbè ti metto a disposizione il bene. Quando è che si opera normalmente? Almeno una volta si faceva così, ora mi viene detto che spesso si fa in via generica. La messa a disposizione vuol dire ti do il bene, però in realtà non me lo dà,
bisogna andarlo a prendere, è un terzo che lo va a prendere, e finché non viene effettivamente ritirato, questo bene è nel possesso del cliente, quindi nessuno mi dice che realmente verrà ritirato. Come viene considerata la messa a disposizione? Beh, la messa a disposizione, che peraltro per un immobile, non potendo portarmelo via, è necessario. Non so se avete mai ritirato un ascensore, a me è capitato, un ascensore non lo porti via. Un vagone si può portare via, tante altre cose, un aereo si può portare via, però ci sono cose tipo il forno che è murato, non si porta via. Allora la messa a disposizione diventa un atto necessario. Guardando la messa a disposizione, vediamo che la messa a disposizione del 28% viene sempre considerata positiva, anche perché probabilmente si trattano di messe a disposizione relative a utilizzate proprio quel genere di immobili, di beni che sono assolutamente inamovibili e quindi è necessaria. Negativa, ci sono molti che la messa a disposizione proprio non esiste. Ad esempio, parliamo delle captive, delle società tipo che fanno auto, tanto per dire, che vendono auto e che hanno la società di leasing, e l'auto normalmente la messa a disposizione non ha proprio una logica totale, anche se c'è chi in questo momento, mi conferma mio figlio proprio, vuole la messa a disposizione anche per l'auto, perché hanno degli accordi con dei server che vanno a prendere l'auto loro e poi le portano e vendono, perché ci sono degli accordi contrattuali economici. Allora in quel caso bisogna fare la messa a disposizione, però finché non viene ritirato nessuno ha la garanzia che diventi positiva. Poi non sono computate il 24% e non dichiarano nulla il 28%. Questi sono, diciamo, abbastanza dati relativamente più che altro curiosi. Pratiche annullate e revocate. La dottoressa Tibuzzi mi ricordo che era rimasta un po', posso dire, colpita da questa strana differenza tra pratica annullata e revocata. La pratica annullata è una pratica che viene annullata all'origine, cioè dopo entro 3-4 giorni dall'affidamento, vuol dire che in quei 3-4 giorni è intervenuto un atto, un qualcosa, tipo il pagamento, un accordo, e viene eliminata. Perché annullata? Perché in effetti si presuppone che non ci sia stato il tempo di lavorazione. Revocata è una pratica su cui invece questa revoca interviene successivamente, dopo un certo periodo di tempo, per cui si presuppone che ci sia una lavorazione. Su cui, perché viene revocata? Per mille motivi, ora non vado certo io a fare questa analisi in questo momento. Il più banale è che il cliente ha telefonato in sede o al direttore di banca o a chissà chi, e il santo in paradiso ha fatto intervenire, ha fatto togliere la pratica alla società di recupero crediti la maggior parte delle volte per fare lo slalom sulle spese di recupero. Questa è la base della revoca. Altre volte per altri motivi. Un altro motivo molto ricorrente è quando la mandante si accorge che il cliente è entrato in sofferenza da qualche altra parte e allora viene revocata per quel motivo. Dati estratti. Quali sono i dati estratti, come vengono lavorati e analizzati tenendo in considerazione gli obiettivi preposti, performance, somme incassate su somme affidate. Questo è il dato più significativo per misurare l'effettiva efficacia del singolo outsourcer per valutare la validità della complessiva gestione sia del totale degli outsourcer sia che della gestione interna. Di norma si analizzano questi dati: capitale recuperato su capitale affidato, interessi recuperati su interessi affidati, spese di recupero credito recuperate su quelle affidate. In alcune società ho riscontrato i dati non vengono analizzati singolarmente ma in forma aggregata, cioè non fanno questo spaccato ma ne tengono hanno un dato solo. Non è un errore, ma in tal modo si perdono alcuni valori che possono essere significativi per interpretare le modalità di lavoro dell'outsourcer. Un outsourcer attento tende a recuperare, cioè un outsourcer che recupera solo il capitale affidato,
a discapito degli interessi e delle spese, non fa un buon lavoro come potrebbe sembrare. È chiaro che recuperare il capitale interessa a tutti, ma gli interessi e le spese sono una componente, gli interessi per voi, le spese per voi, alla fin fine, anche per noi, ma soprattutto per voi, perché comunque recuperare solo il capitale non è corretto. Gli interessi fanno sempre parte di quello che, cioè è mancato pagamento, gli interessi vanno incassati. E le spese lo stesso, perché se non le recuperiamo per voi diventa un costo. Quindi se voi non analizzate, non fate questo spaccato e non verificate, può essere che tenendo un dato aggregato uno incassi solo capitale, faccia una bella figura e invece vi sta facendo un danno. Almeno questa è l'interpretazione che do io, chiaramente potete essere in disaccordo, se qualcuno è in disaccordo può tranquillamente intervenire e dirmelo. Va detto che alcune società, soprattutto quelle di noleggio a lungo termine e quelle di leasing operative, attribuiscono minore importanza al recupero degli interessi, considerando già difficile di per sé il recupero del capitale. Qui c'è non è una scusante, c'è una giustificazione, però è vera. Anche perché è un recupero crediti, diciamo, più difficoltoso. Vedete i vari valori. Ripeto che tutto questo lo troverete nella penna USB che poi verrà distribuita. Capitale recuperato oltre l'affidato. Prima il dottor Amprino diceva massimo 100%, oppure in certi casi superiore al 100%. Questo è un aspetto piuttosto particolare che deve essere considerato con la dovuta attenzione. Succede abbastanza frequentemente che oltre all'importo base affidate vengano incassate ulteriori somme per canoni scaduti successivamente all'affidamento o per altri motivi, ad esempio per un riscatto anticipato che viene incassato. Ci sono procedure e procedure, ci sono alcune società che ad esempio non vogliono assolutamente l'inclusione dei canoni a scadere in un eventuale piano di rientro. Ci sono società che se non si includono i canoni a scadere nei piani di rientro non ti prendono neanche in considerazione. Sono impostazioni diametralmente diverse, opposte, ma sono impostazioni che esistono. Ecco che quindi se un'analisi, quando vengono estrapolati i dati, l'impostazione sono due. O ti metto il 100% del capitale, quello che si incassa più va a essere computato comunque in un archivio diverso, perché anche quello è un metro di valutazione. Io ti ho incassato il 100% del capitale e in più ti ho recuperato anche un 40, un 50% in più rispetto all'affidato. Vuol dire che hai lavorato in una certa maniera. Viceversa, se io dico ti affido 100 e ho recuperato 140, diciamo di per sé è un assurdo, perché comunque cioè dopo alla fin fine si perde quella distinzione che è importante. Perché? Perché non sempre si recupera il 100% dell'affidato, potrebbe essere che sull'affidato vado a recuperare il 70, il 70, l'80% e ho anche una quota di oltre. E questo è un dato più corretto, perché so esattamente come lavora la società di recupero crediti. C'è un lavoro in più da fare, ma non lo fate voi, lo fa l'EDP, basta che lo faccia. Questo è il concetto. Poi potete non essere in accordo con me, è ovvio. Le somme ulteriormente incassate vengono semplicemente computate come capitale recuperato senza modificare l'importo del capitale affidato. In questo caso il rapporto capitale affidato e recuperato può superare il 100%. Le somme ulteriormente incassate vengono computate come capitale recuperato, ma intervenendo sull'importo del capitale affidato, modificandolo, le somme maggiormente percepite vengono aggiunte con le inizialmente affidate. In altre parole, alcune società di leasing cosa fanno? Se io ti affido 80.000 euro, butto lì una cifra, ma ne recupero 100.000 di capitale, non dico che hai superato il 100%, vado a modificare quegli 80.000, quindi non te ne ho affidati 80.000 ma te ne ho affidati 100.000, viene riportato al 100%, quindi vado a modificare il capitale affidato. È un intervento successivo sull'importo affidato per riportare le performance a un massimo del 100%, è un artifizio, ognuno agisce come ritiene più opportuno.
Un altro aspetto che ritengo molto interessante e che è oggetto di varie discussioni è i titoli insoluti o protestati. Allora, quando le società di recupero crediti portano dei piani di rientro, allora non voglio dire cose che nessuno sa, ma i piani di rientro, non me ne voglia se qualcuno dica la verità, sono normalmente supportati da titoli, dove per titolo si intende una cosa molto generica, non sempre del tutto, insomma, è una cosa che esiste, che gira. I titoli hanno un brutto difetto che possono tornare insoluti. Le cambiali in più hanno il difetto peggiore che tornano anche dopo parecchio tempo. Il problema per la valutazione di performance, quando io porto un incasso, quell'incasso, se è andato a buon fine, costituisce un vero capitale incassato. Se non è andato a buon fine, non è veramente incassato. Bisogna fare lo storno. Lo storno quando lo si fa quando si ha notizia, quindi può essere anche dopo 2 settimane, ho visto anche dopo 12 mesi, perché dipende dalla fortuna, da tante cose. Ora, come valutate voi questo? Come viene gestito questo aspetto? Ci sono società che hanno intuito che se non si operano gli storni, qui io rappresento un'azienda di recupero crediti, forse qualcuno sta pensando questo è pazzo perché va contro l'interesse, perché dico stornatemi le provvigioni. Sì, perché se io sono una società di recupero crediti attenta alla qualità di ciò che vado a incassare, l'importo di ciò che andrà a essere stornato sarà basso. Ma se io mi accorgo, io non è che sono un santo, non sono un verginello, ma nel momento in cui mi accorgo che una società di recupero crediti non mi fa gli storni, beh, signori miei, allora se uno mi propone della carta straccia posso anche prenderla, tanto nessuno me la storna. E non solo nessuno me la storna, quindi intanto faccio fatturato, mi aumentano anche le performance. E io che ho lavorato male mi trovo ad avere una graduatoria nella classifica, se qualcuno fa le classifiche, più elevata. Non so se vi sembra corretto, a me non sembra corretto. Cioè, c'è un proverbio che dice che l'occasione fa l'uomo ladro. Questa è una tipica situazione che l'occasione fa l'uomo ladro. Ora, io mi auguro che i miei colleghi qua presenti dopo di là non mi picchino, ma non credo di no, perché li conosco e che hanno tutte aziende famose, datate come la mia di molti anni e oneste. Ma so per certo, perché so nome e cognome, e non ve lo dirò mai perché non posso fare il delatore, che c'è chi tutta questa onestà non ce l'ha. E allora, perché non ti la nascondersi, non è che tu, solo perché io ho un'azienda di recupero crediti, tutte le aziende di recupero crediti siano meravigliose, come, scusatemi, neanche tutte le società di leasing. Allora, il problema degli insoluti è importante, perché se voi pulite le performance, Antrino sei d'accordo su questo? Certo. Se voi pulite le performance, le rendete nette, cioè reali, al netto degli insoluti, permettete a chi lavora bene di emergere e chi lavora male di andare via. E soprattutto voi avete un portafoglio pulito, cioè puro, su ciò che è veramente incassato. Scusate se mi sono dilungato troppo su questo, ma era un aspetto che ci tengo, perché è alla base, cioè a me se c'è una cosa mi fa incavolare pensare che un altro ha una performance migliore solamente perché ha incassato da carni e porci, e non è giusto. Recentemente, poco fa, prima del convegno, ho ringraziato una società qui presente, proprio perché avevo rilevato questo aspetto. Loro avevano un'altra problematica, cioè che la gestione degli insoluti di ritorno è difficoltosa proprio perché intanto non è che arrivino tutti insieme, arrivano quando arrivano
e arrivano successivamente. Ci sono degli escamotage per fare dei correttivi, loro ne hanno trovato uno, si sono messi, hanno risolto il problema e vi garantisco che l'hanno risolto, e ogni mese adesso arriva l'importo di ciò che va stornato. Le performance sono pulite e io di questo ne sono contento, perché a questo punto io ho la garanzia societaria di recupero credito che la mia performance è realmente paragonabile con quella degli altri e che non ci sono dei furbetti che hanno incassato di tutto perché tanto qua non storna nessuno, e che non è giusto, non è corretto. Scusate se mi sono dilungato su questo aspetto. Esiste un correttivo comunque, tanto per finire l'argomento, e cioè è possibile creare un indice sulla base storica, rifacendosi a un periodo piuttosto lungo. Chi ha fatto statistica conosce queste cose, si fa un'analisi, si fa un correttivo, quindi si prende un anno intero, si vede l'indice, il tasso di ritorno degli insoluti, e si può utilizzare quell'indice per correggere le performance attuali. Poi chiaramente questo indice deve essere aggiornato periodicamente in base anche all'evoluzione. Questo è solamente una metodologia come un'altra. La cosa migliore sarebbe avere una performance in tempo reale. Cercherò di velocizzare. Tempi di lavorazione. Questo è un dato che non trova spesso un grande interesse da parte dei mandanti, e la cosa mi lasciava abbastanza perplessa fin quando, facendo le interviste direttamente con le mandanti, ho capito il motivo. Ci sono molti mandanti non sono molto interessati a questo genere di dato per il semplice motivo che al 30° giorno, al 45° giorno chiudono. E quindi a questo punto chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori, a me che non gliene interessa assolutamente di avere questo dato. Non è così dappertutto, o comunque alcune, anche se c'è lo stop al 45° giorno, sono interessate a sapere che dà una risposta più rapida rispetto agli altri, però è un dato puramente statistico che poi viene utilizzato secondo la policy e la politica aziendale delle società di leasing. Serve più che altro misurare la velocità di reazione dall'outsourcer, e questo può essere utile quando si deve poi valutare l'outsourcer per degli affidamenti di una certa tipologia. Metodi di estrazione. Le mandanti hanno a disposizione molte impostazioni di estrazione dei dati, e la metodologia seguita può significativamente influire sui risultati finali anche in modo determinante. Status della pratica, contratti in essere e contratti risolti. In considerazione del fatto che alcuni mandanti affidano allo stesso outsourcer sia i contratti in essere che i contratti risolti, appare chiaro che le performance relative ai primi saranno più elevate rispetto alle seconde, questo mi pare ovvio. Pertanto, se verranno uniti i dati, le performance risulteranno alterate sia per i contratti in essere sia per quelli risolti. Il dato medio non sarà il corretto indice di efficienza dell'outsourcer. Se vengono divisi, avranno due dati che potranno misurare efficacemente i due status. Questo è, vedete, sono separati per il 72%, non sono separati per quel 12%. Secondo me bisogna evitare quel 12% e tenerli separati, perché vengono influenzati negativamente i risultati finali, non vengono letti nella maniera corretta. Territorialità. L'analisi per area geografica ha un interesse analitico molto importante in quanto permette di effettuare più analisi. Se dal confronto dei risultati di più outsource si evidenzia una comune tendenza verso determinate performance, allora si potrà attribuire un indice di maggiore o minore recuperabilità sull'area analizzata. Questo dato poi potrà essere utilizzato per altri scopi, ad esempio rischio insolvenza area. Non serve che approfondisca questo aspetto, mi sembra abbastanza banale. Se dal confronto di risultati si evidenzia un'anomala tendenza in positivo o negativo delle performance rispetto alla media, allora si potrà intervenire cercando di approfondire le motivazioni che portano a risultati molto diversi. Cioè se in una certa area un outsourcer ha una tendenza diversa, vuol dire o che è molto bravo in quell'area o che è meglio affidare le pratiche a qualcun altro in quell'area. Le aziende di recupero crediti hanno una loro omogeneità, diciamo, di impostazione, però dopo il lavoro lo fanno chi è sul campo,
e sul campo c'è chi è migliore e chi è peggiore. Non può esserci, non si può garantire alle società di leasing un lavoro omogeneo su tutto il territorio. Tutti noi siamo macchia di leopardo, un po' più bravi da una parte, un po' meno bravi da un'altra. Questo vale per tutti. Un'analisi del genere può mettere in evidenza questo aspetto. Tipologia dei beni, analizzare i risultati secondo la tipologia. Io non vi leggo le performance, ma le vedete lì e comunque dopo le avrete nella penna USB. Analizzare i risultati secondo la tipologia dei beni serve essenzialmente alla direzione generale e a quella commerciale, in genere alla filiera produttiva per individuare eventuali criticità per prodotto. Dal punto di vista esattivo è un dato non influente. Poi, estrazione dei dati secondo lo stato di lavorazione. A seconda delle impostazioni possono essere estratti i record di tutte e solo le pratiche chiuse nel periodo in esame. Per fare un esempio, saranno estrapolati i dati di tutte le pratiche chiuse dal primo all'ultimo giorno del mese in osservazione. Questa impostazione è quella che garantisce i risultati più reali. I record di tutte e solo le pratiche affidate. È l'opposto, cioè non andiamo a prendere solamente tutte quelle che sono chiuse in quel mese, ma prendiamo quelle che avete affidato in quel mese. Vuol dire che quando andiamo a fare poi l'analisi vi troverete con pratiche non ancora chiuse. Perché? Perché magari verranno chiuse nei 15 giorni di proroga, diciamo, comunque nel periodo successivo. Quindi avrete anche una voce che sono pratiche ancora in lavorazione. Poi i record di tutte e sole le pratiche affidate e chiuse nel periodo di osservazione. Questa è un'impostazione che falsa abbastanza i dati, perché se io estraggo solo quelle affidate e che vengono anche chiuse, taglio e lido una marea di pratiche. Solo perché magari vengono chiuse il primo giorno del mese successivo. La cosa più interessante è che quando vado a fare il mese successivo non le ritrovo, perché c'è questa impostazione. C'è un correttivo quando oltre a questo dato facciamo la sommatoria anche dei mesi precedenti. Se io includo anche tutti i mesi precedenti, in questa maniera vado a inserire tutte le pratiche che con la prima metodologia avevo escluso. È chiaro? Poi c'è un'altra impostazione, cioè le pratiche chiuse per mandato. Diciamo che nelle società di leasing normalmente non si fanno i mandati, o meglio, non tutte le società. Le società di leasing normalmente affidano le pratiche giornalmente, settimanalmente, quando c'è necessità. Alcune società di leasing fanno i mandati, cioè allora quando c'è il mandato è un numero chiuso, quando viene chiuso il mandato si fa l'analisi, quindi l'analisi sul mandato, quindi il dato che uscirà sul mandato deve essere per forza preciso, un dato reale. Periodicità di estrazione. Ogni società estrae i dati a seconda delle proprie esigenze. Qui potete vedere le varie impostazioni, quindi i dati sono estratti da inizio a fine mese 70%, i dati sono estratti da inizio a fine trimestre, i dati sono estratti per periodo ad hoc, quindi viene impostato a seconda di quello che è la necessità, e i dati sono estratti per mandato. Poi l'ultima analisi è a chi servono le analisi? Per uso interno gestionale, consiglio di amministrazione o di precontenzioso contenzioso, oppure per redigere classifiche tra le società di recupero crediti o per politiche gestionali con le società di SDR, vuol dire società di recupero. Le risposte superiori al 100% perché ci sono aziende che hanno fatto risposte multiple. Ecco, io ho finito su questa esposizione. Direi che eventualmente domande, se ci sono, le facciamo in corso della tavola rotonda.